Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati con Ore 13. Allora, oggi vi proponiamo una puntata un po' particolare, perché ovviamente per chi, sia per chi segue il mondo politico, ma anche insomma, per chi non lo segue direttamente ma è interessato a quello che è la situazione del Paese, ovviamente in questo momento c'è un grande punto di domanda, cioè che cosa sta avvenendo a livello nazionale. E a me piacerebbe, insomma, affrontare questo tema con un ospite che è una persona che è un sindaco e che è appena, anzi deve ancora fisicamente entrarci per la prima volta nella Camera dei Deputati, però insomma è stata eletta onorevole appunto alla Camera dei Deputati. E parlo di Angela Comellere. Buongiorno Angela. Buongiorno a voi tutti e a chi è a casa. Allora, intanto grazie, e quindi vi dicevo, insomma, insieme all'onorevole Comellere oggi parleremo di ovviamente uno strascico di quelli che sono stati i risultati delle ultime elezioni politiche. Capiremo tra l'altro che cosa significa per un sindaco fare questo salto, quali sono le aspettative, perché appunto insomma, lei come si diceva deve ancora fisicamente metter piede, no, in Parlamento, come la vive e insomma, che cosa pensa in termini anche di visione da qui alle prossime settimane, quali scenari si può immaginare, insomma. Quindi faremo questo faccia a faccia con Angela Comellere. 0422 1626798 il nostro numero di telefono. Vi ricordo anche in Facebook, se andate nella pagina di Antenna 3 c'è un post dedicato alla trasmissione di oggi, insomma, se avete piacere di mandare delle domande e delle considerazioni saranno ovviamente ben accette, tanto quanto educate, poste con il corretto approccio. Allora, sindaco o onorevole? Come funziona? Sindaco. Quindi insomma questa nuova esperienza, intanto risultato atteso, inatteso, certo, non certo, com'è stata? Beh, il risultato è sicuramente stato importante, molto al di sopra di quelle che erano le aspettative. Già la percezione comunque era di un risultato buono, ma non così come effettivamente lo è stato, quindi la nostra contentezza è tanta e la nostra voglia di lavorare ancora di più e ancora meglio nel territorio per far sì che questo consenso cresca ancora di più c'è tutta. Insomma, da queste elezioni insomma, sono due, no, i mondi che ne sono usciti tra virgolette vincitori, anche se devo dire che per il Paese purtroppo non si vede una grande stabilità, quindi forse in questo momento chi ha perso di più la stabilità del Paese, però poi vedremo. Comunque le due componenti sono il Movimento 5 Stelle e la Lega, cioè, la Lega tra l'altro, perché non era la Lega Nord, no? Cioè, voi eravate candidati come Lega, corretto? Sì. La più sorpresa, il risultato della Lega o quello del Movimento 5 Stelle? Ma mi ha sorpreso il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia fatto questi risultati sicuramente perché sinceramente il programma che era stato presentato non lo condivido così totalmente, ma sicuramente questo programma, che secondo me è la base su cui comunque uno deve orientare le proprie scelte, non era così ambizioso e talvolta anche così vicino a quello appunto che poi è stato proposto da noi e anche risolutivo per quelle che sono le sorti del Paese. Quindi mi ha stupito vedere quanta comunque gente, quante persone hanno votato questo movimento, anche se di fatto il programma era debole, sicuramente. E di contro invece rispetto a coloro che hanno avuto risultati negativi, la più sorpresa diciamo, nell'entità il risultato del PD o di Forza Italia? Beh, il PD sicuramente è stato quello più evidente, quindi la caduta che il PD ha avuto è stata sicuramente molto importante e è al primo posto rispetto appunto a Forza Italia. Forza Italia sì, non si considerava, non era considerata comunque come così debole, comunque come si è manifestata, ma rimane il fatto che la sorpresa è stata quella legata al PD.
E rispetto a, diciamo, alla competizione interna tra Forza Italia e Lega, si aspettava una Lega superiore a Forza Italia nella percentuale? Beh, insomma, la percezione un po' era quella. Pensavo appunto che fosse di poco, insomma, la differenza, non la credevo così importante. Senta, allora, volendo fare un paragone tra i due soggetti vincitori, no? Quindi Lega e Movimento 5 Stelle, forse c'è una fondamentale diversità, ossia che come radicamento, come espressione di soggetti che già occupano delle posizioni amministrative, la Lega ne ha molti di più, perché diciamo, la Lega alle elezioni già insomma, governava in Veneto, governava in Liguria, governava in Lombardia, che poi c'è stata la conferma, governava e governa in tutta una serie di comuni. Diciamo che il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista vantava, a parte due grandi città, quelli Torino e Roma, poi c'è Parma, insomma, però come presenza forse è stata più di protesta rispetto alla Lega, questa è la domanda, perché la Lega è già un soggetto di governo, non a livello nazionale ma a livello locale. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo. La Lega come partito di fatto ha espresso molti amministratori in diversi ambiti. Beh, basti guardare semplicemente l'ambito dei sindaci, amministratori che provengono da questo partito ne abbiamo tanti e infatti il nostro leader Salvini ha comunque puntato sugli amministratori proprio perché pensava che, di poter contare su una squadra di persone che avesse non soltanto a cuore ma avesse anche conoscenza di quelli che sono i problemi legati alle comunità, quindi quello di cui la gente ha bisogno per vivere meglio. Stupisce un po' che il Movimento 5 Stelle abbia avuto questi risultati anche senza amministratori, perché è vero che è stato un voto di protesta, quasi un voto per invocare un cambiamento, però un cambiamento si invoca anche a partire da delle basi concrete e da delle persone magari che possono anche essere in grado di saper fare, ma magari lo sanno anche loro, ma soprattutto di aver già un po' di esperienza. Forse il cittadino in questo momento ambito. non è così orientato al capire se uno è in grado di fare. Allora vediamo cosa ne pensano da casa, perché vedo che c'è qualcuno al telefono. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Luigino da Cairano. Buongiorno Luigi. Volevo chiedere alla sua ospite due cose, non le faccio perdere tempo. Primo, perché a Treviso, in Piazza dei Signori, è stata tolta la bandiera della Regione Veneto? Non è una bandiera politica, è una bandiera della Regione Veneto. Prefetto che ha un nome molto onorevole, si chiama Lega, purtroppo, però preferirei che il prefetto parlasse un po' anche dialettale, non romano. Questa è una cosa che le chiedo, e se potrete obbligare a mettere la bandiera regionale nel prefetto. Ok, beh, adesso vedremo cosa ne pensa Angela Comellere. Aveva due domande, una mi perdoni? L'altra domanda, se quando andrà, che sarà un incarico molto difficile, le prego, porti il discorso di diminuire le spese a Roma, perché totali, politiche totali, perché noi veneti che abbiamo fatto il sacrificio alle case con i sassi del Piave, e delle sperperi così non ci vanno giù. Grazie. Più cari auguri e buona giornata. Grazie a lei, grazie per le due domande. Allora, si riferisce il nostro telespettatore, allora, in Piazza dei Signori, perché non sapesse, a Treviso c'è la prefettura. La prefettura è presieduta da un prefetto che per il caso ha voluto che si chiamasse di cognome Lega, la dottoressa Laura Lega, e al suo arrivo insomma, è stata tolta questa bandiera del Veneto. Intanto è obbligatorio che ci sia la bandiera del Veneto nelle istituzioni? Beh, sì, di fatto anche nella prefettura? Nella prefettura sinceramente questo non lo so, però la bandiera del Veneto è rappresentativa del nostro territorio, della nostra storia, della nostra Repubblica, e poi io sono, proprio perché c'è questo legame così forte con il territorio, io sposerei più una decisione inclusiva che esclusiva, quindi includerei, oltre al tricolore, lei al municipio c'ha la bandiera del Veneto esposta? Sì. C'è, ok. Allora, però diciamolo che non è obbligatorio, per cui insomma, il prefetto giustamente può anche decidere di applicare la legge, poi per una scelta che potrebbe essere di simpatia, di coinvolgimento del territorio, potrebbe mettere la bandiera del Veneto, però non è obbligatorio. Seconda cosa,
forse quella anche più fondamentale, la riduzione delle spese, che insomma è uno dei grandi cavalli di battaglia della Lega, anche quando era Lega Nord, anche quando era Lega Veneta, e che cerca sempre di applicare anche quando governa quelli che sono gli istituti locali, per cui comuni, province o regioni. Beh, sicuramente tutto questo legato alla spesa, quindi anche alla tassazione, è uno dei primi obiettivi che il nostro partito comunque ha messo nella propria agenda programmatica, perché da qui dobbiamo ripartire. Per far ripartire l'economia bisogna anche considerare questo, bisogna considerare una defiscalizzazione, bisogna considerare una sburocratizzazione, proprio perché se si fanno queste due azioni così importanti forse si può avere speranza che la nostra comunità, il nostro paese possa così ripartire. Diversamente la vedo molto molto difficile, quindi Quindi si sente di dare una risposta, assolutamente, cioè, siccome chiedeva un impegno anche da parte sua, non assolutamente rassicurante, perché è quello di cui hanno bisogno i nostri cittadini. Noi siamo stati scelti per dare voce a quelli che sono i nostri cittadini, e i nostri cittadini questo hanno chiesto a gran voce, ma poi anch'io lo chiedo, perché anch'io prima di tutto sono una cittadina e sento l'esigenza e l'emergenza di considerare questo aspetto, proprio perché la gente deve essere messa nella condizione di vivere meglio, sicuramente con meno tasse pagate da tutti, però appunto con la possibilità di avere un lavoro, di avere una forma di sicurezza che la faccia appunto vivere meglio. Legata a questo, ovvio che per lanciare l'economia si deve anche pensare a far rientrare quelli che sono comunque i capitali dall'estero. Poi andiamo sul dettaglio della parte economica. Sì. Vedevo che c'è al telefono ancora qualcuno. Pronto? Sì, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno. Lei vuole la bandiera del Veneto in Piazza dei Signori? Certo. Ok. Siamo in Veneto. Non... Sì, no, non so se ha seguito prima un telespettatore lamentava l'assenza di questo vessillo, per cui... Sarebbe giusto, sì. Ok, prego, voleva fare una domanda? Sì, volevo chiedere all'onorevole. Niente, abbiamo votato. Io ho votato Lega, giuro. Tanto per la Camera quanto per il Senato. Volevo chiedere, ma... perché non riuscite a mettervi un accordo, mettervi un tavolo? Perché ormai siamo distrutti. È stato fatte le votazioni, avete vinto voi e le 5 Stelle, sarebbe giusto formare un governo al più presto, di trovare un'intesa. Va bene Nadia, allora facciamo rispondere, le dirò, questo è il quesito che tutti ci poniamo in questi giorni. Intanto grazie. Allora diciamo che è uno dei punti focali, siccome mi lampeggiano che dobbiamo dare la linea alla regia, lei ha tempo durante la pubblicità di dare una risposta non solo a Nadia ma insomma a tutti coloro che ci seguono da casa su questo punto. Regia, a voi la linea. Siamo in onda in diretta con Ore 13, ho qui ospite del nostro salottino l'onorevole Angela Comellere, sindaco e appunto da brevissimo, da quanti sono? 7-8 giorni, una settimana. Allora, dopo una settimana, come vede, come anche dalla telefonata della nostra telespettatrice che ancora saluto e ringrazio, Nadia di Treviso, il cittadino si aspetta che il governo sia fatto e che insomma ci sia anche un senso di responsabilità e di condivisione. Mi sembra che siamo un po' lontanini, no? A prescindere che una settimana è un po' poco, adesso saremmo veramente nell'iperspazio se ci fosse già un governo stabilito. Come la mettiamo? Intanto, voi vi mettereste col 5 Stelle al governo?
So che in questi giorni stanno facendo appunto stanno prendendo accordi e quindi ci sono riunioni e ci sono incontri, molti anche, quindi su questa cosa stanno lavorando in maniera massiccia, proprio perché per il bene di questo Paese, perché questo Paese, lo sappiamo tutti, ha bisogno di una sorta di stabilità o comunque anche di una condizione che permetta un inizio di governo. E quindi su questa cosa l'emergenza la sentiamo tutti, la sentiamo noi, ovviamente noi siamo... perché poi lei appunto è anche sindaco, no? Quindi allora a prescindere che non è che il politico arrivi dallo spazio dentro una capsula, non sa nulla di quello che accade in Italia e lo calano dentro il Parlamento, no? Perché ogni tanto sembrano traspare questa immagine, però lei vive in maniera ancora più diretta quelle che sono le esigenze del territorio, no? E si trova nel duplice ruolo e dall'altra parte a doversi confrontare con dinamiche che non sono così semplici come quelle, anche seppur complesse, di gestire un comune. Sì, sicuramente formare una giunta una volta che si è sindaci e quindi una squadra amministrativa è cosa diversa da formare quello che è un governo. Il fatto è che comunque un governo è fondamentale per le sorti appunto di questo Paese e anche per le sorti appunto di questi comuni che devono attendere delle indicazioni anche su come procedere, perché se non c'è chi è a capo appunto e che ricopre determinati ruoli che poi dovranno essere indicatori anche per gli altri, sicuramente la situazione diventa complicata, diventa difficile. Quindi aspettiamo, insomma, in questo momento i tempi non credo che siano così lunghi, anzi adesso si dovrà veramente arrivare a chiusura. Il 23 tra l'altro siamo convocati per la formazione delle Camere, quindi di fatto sicuramente qualcosa si muoverà per la prossima settimana, insomma. Però adesso io ritengo che sia ancora prematuro avanzare, insomma, delle ipotesi di soluzione o comunque di formulazione di quello che sarà una squadra successiva finché non abbiamo dei dati certi. Pronto? Chi c'è al telefono? Pronto? Pronto, buongiorno, parlo da Padova. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere alla sua gentile ospite, perché ho visto in televisione, che è della Lega. Volevo fare questa domanda: per quale motivo la Lega non si unisce fare un unico partito con Berlusconi e con la Meloni, ma non come coalizione, proprio un unico partito, capisce? Perché in questa maniera verrebbero smossati molto più facilmente tutti quei discreti che ci sono tra i tre partiti, diciamo, chiamiamoli partiti, e quindi il partito stesso diventerebbe molto più forte. Invece in questa maniera Berlusconi è un po' cante di qua, di là e non si sa dove va, e quindi alle prossime votazioni sicuramente perdereste voti. Invece in questa maniera penso che ne guadagnereste tutti e tre. Allora, detto che, intanto grazie, è dato uno stimolo interessante. Sì. Allora, detto che anche se fossero tutti insieme i numeri per governare, adesso non li hanno. Cioè il centrodestra ha preso il 37,5% e non è sufficiente per poter avere la maggioranza in entrambe le Camere. Per cui non ci siamo. Quindi anche se diventasse domani mattina, se arrivasse un Zeus e vi facesse diventare, non so come, perché metterli insieme voi tre dentro lo stesso contenitore la vedo dura, no, non è sufficiente. Si vedrebbe in un unico partito con la Meloni e Berlusconi? Allora, io dico che in questa fase è già difficile di per sé, quindi andiamo per gradi, nel senso che adesso ci troviamo dinanzi ad una situazione che forse non era neanche mai capitata nei tempi recenti, insomma, quindi una cosa per volta, e comunque queste dinamiche seguono delle regie che sono molto più definite e anche come è giusto che siano, visto che ci sono delle figure che ha citato la signora che sono appunto espressione da sempre o comunque che hanno fatto nascere un partito. Io direi che il cosa fare, come fare, che strada intraprendere spetti a loro, proprio in virtù e ricordando nel rispetto anche che loro hanno fatto nascere i partiti dai quali poi siamo nati anche noi. Quindi io
lascerei appunto intanto questa eventuale discussione. Diciamo che elegantemente si fa da parte rispetto a questo punto di vista. Sicuramente una ipotesi del genere in questo momento non è ancora così ben solida, nel senso che non è così. Ma lei si vedrebbe più vicina a Fratelli d'Italia Ma io mi sento vicina alla Lega, bisogna vedere chi si avvicina alla Lega. Pronto? Caduta la linea. Allora, uno degli aspetti sui quali il vostro partito ha puntato molto è stato quello di portare tutta una serie di figure che erano presenti nel territorio, appunto sindaci, quali appunto lei è una di queste, di portarle appunto in questo sistema, tra l'altro abbastanza predefinito di queste elezioni, quindi portarli a Roma. Questo come strategia sembra aver premiato, perché effettivamente probabilmente anche rispetto alla valanga di voti che ha preso la Lega probabilmente è stato un fattore premiante. Dall'altro punto di vista mi immagino che magari i suoi concittadini e nonché insomma, coloro che si rivolgono a lei quotidianamente possono essere spaventati dal fatto che il loro sindaco sarà anche onorevole. Ha percepito innanzitutto un po' di timore da parte dei suoi concittadini? Ho percepito che magari la gente non aveva ben chiaro come erano le situazioni, soprattutto le dinamiche. La gente pensava magari che io automaticamente decadessi dal mio ruolo di sindaco o comunque che i due ruoli fossero incompatibili. Invece no, forse con sorpresa hanno scoperto che non sono incompatibili, quindi io posso rimanere a fare il sindaco, e questo sarà il mio impegno sicuramente fino quantomeno al termine di questo mandato, anche perché a me comunque ricordiamo scade nel? Io scado il prossimo anno, nel 2019, e comunque per me fare il sindaco è stata una grandissima esperienia, una bellissima Intende ripetere la sua candidatura? Io in questo momento non posso riprendere la mia candidatura proprio già perché fatto 2 mandati. Sono al secondo mandato, il mio comune è al di sotto di 3.000 abitanti, questo è possibile soltanto se i comuni superano i 3.000 abitanti, quindi in questa fase io non potrei, io ne ho 3.300, quindi per 300 abitanti non potrei, e quindi a meno che le cose non cambino in questo momento non si può. Però appunto io credo che, per tornare alla sua domanda, questa sia anche una buona opportunità anche per i miei cittadini, ma non soltanto del mio comune, ma proprio dell'intero territorio, poter avere anche una voce che li rappresenti e che porti realmente nei tavoli dove contano appunto queste situazioni, questi bisogni, ai quali bisogna dare comunque una risposta concreta, chiara, precisa e anche urgente. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco. Ho detto in TV e adesso ripeto, possibile che Mattarella, alte sfere, alti cranei non riescono a mettere 37% di uomini della coalizione, quindi 370, e 32% dei 5 Stelle, 320, sarebbero 690, quindi ridimensioniamo un po' il Parlamento, come abbiamo già detto 1000 volte che sono troppi 1000 persone. Quindi cosa ci vuole? Mattarella un po' che si svegli, perché noi abbiamo votato, torniamo a votare per arrivare a che cosa? Il 50% non arriverà nessuno. E chi ha detto che il 40%, se non si supera il 40% non si può governare? E Macron governa col 20%, non lo so io come si fa a tergiversare. Sono già 15 giorni circa che abbiamo votato. No, purtroppo niente. Purtroppo tanto invece, mi perdoni, purtroppo tanto perché la Francia ha un sistema che è completamente diverso dal nostro, per cui nel momento in cui vanno al ballottaggio e quando uno vince il ballottaggio ha a disposizione poi un numero di parlamentari che gli permette di avere la maggioranza. Qui Mattarella veramente ha già nel giro di 10 giorni, mi sembra che abbia fatto 2/3 appelli al senso di responsabilità. Poi lui, sono sicuro, me lo confermerà, che sta lavorando in questo momento affinché si trovi una sintesi. Sì. Però per quanto lo possa volere Mattarella, io e lei che stava chiamando da casa, dopo se sti signori di qua con i loro responsabili di partito non gli va bene di stare insieme a qualcun altro,
il buon Mattarella e tutti noi possiamo continuare a volere qualcosa, ma soprattutto le regole sono regole, nel senso che, come si diceva prima, anche una riduzione di numeri, eccetera, noi abbiamo comunque un regolamento che non si può evitare di considerare. Ma avremo mai una legge, secondo lei? Perché poi l'altro giorno sentivo uno dei suoi responsabili, che è Tony De Re, che diceva bisognerebbe fare la legge elettorale nazionale come quella dei comuni, per cui se una compagine a un ballottaggio arriva ad avere un voto in più rispetto all'avversario, a quel punto deve avere i numeri per governare. Lei cosa ne pensa di questo? Mi trovo d'accordo, perché comunque dobbiamo essere l'espressione di quello che la gente vuole, e in questo senso l'espressione sarebbe data. Cioè che sia anche il 20%, però se l'Italia si suddivide in 1000 rivoli, che poi, signori, è dall'epoca dei comuni che andiamo avanti così, cioè da 1000 rotti anni, perché siamo sempre stati, no? Ognuno serve, perché poi il paese serve, la comunità internazionale te lo chiede. Chi detiene 2000 euro, 2000 miliardi sono nel debito dell'Italia? Sì. 2000 miliardi, perché poi qui adesso arriva un'altra domanda, no? Cioè, noi siamo un paese in questo momento che ha 2000 miliardi di debiti detenuti da N soggetti che sono al di fuori del paese. È chiaro che quando qualcuno dice ma sai l'Europa ci impone, sì, ma se tu sei un soggetto che ha 2000 miliardi di debiti, non è che puoi fare tanto il galletto in giro, cioè o dimostri che hai un'attenzione e quindi ottieni una credibilità, se no, cioè noi ci presentiamo con una carta d'identità che è molto sfavorevole. Sicuramente noi siamo sotto l'occhio del ciclone, sotto la lente di ingrandimento da parte dell'Europa, proprio per tutte queste cose che sono state dette, però io credo che anche in ambito europeo qualcosa debba essere rivisto, e quindi qualche forma di accordo diverso debba essere comunque trovato con l'Europa, perché così veramente diventa difficile continuare, soprattutto se l'Italia si dovesse trovare anche nella condizione di sborsare magari ancora più soldi per poter essere appunto considerati come nella sorta del debito. E quindi io dico che anche relativamente all'accordo con l'Europa bisogna che qualcosa cambi, bisogna che comunque venga rivisto. No. Ma bisogna comunque far sì e arrivare a una sorta di un accordo diverso, delle regole devono essere immesse, devono essere modificate, perché così non può andare avanti. Noi sicuramente l'intenzione non è quella di uscire dall'Europa, e nemmeno in questo momento, anche se la moneta dell'euro non piace in questo momento, però non è che si possano fare tanti cambiamenti in questo senso, però comunque avere un trattamento un po' diverso, magari questo lo chiederemo all'Europa, perché così non possiamo continuare a stare, non possiamo mettere i cittadini nella condizione di sborsare magari tasse o innalzare il livello dell'IVA soltanto perché dobbiamo comunque rimanere a regime secondo le cifre e i numeri che ci dà l'Europa. Credo che questo non sia giusto, ma perché noi dobbiamo comunque pensare anche a quelli che sono i nostri cittadini, quella che è il nostro paese. Ma è fattibile secondo lei? Bisogna comunque avere la possibilità di negoziare e di sedersi ad un tavolo e effettivamente cercare di capire cosa si può fare. Almeno bisogna provarci perché ripeto, qua non si parla di uscire dall'Europa, ma significa intavolare un dialogo con l'Europa, e io credo che questo sia legittimo e che appunto il partito che rappresento ha già dato disponibilità in questo senso per poter sedere ad un tavolo di trattativa per questo dialogo. Ok, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Luca. Buongiorno. Io Luca. sono un ex leghista, che una volta votava Lega, ma ho capito che ormai non serve più a nulla praticamente, perché ormai la Lega si è equiparata agli altri partiti, non ha più gli ideali che aveva una volta, capito? Qual è l'ideale che non vede più nella Lega? Ideali dell'autonomia, della secessione, di quelle cose là, per cui era nata praticamente. Mi scusi, ne sono un po' emozionato. Non si preoccupi. C'è da dire... Non vedo neanche perché ormai esista anche come Lega, naturalmente, perché se non ha più gli ideali per cui è nata.
Ok, quindi la sua posizione è che sono stati persi gli ideali fondatori di questo movimento. Sentiamo dopo la pubblicità, la ringraziamo e sentiamo cosa ne pensa Angela Commelleri. Prima dell'interruzione un nostro telespettatore accusava il movimento della Lega sostanzialmente di aver perso l'identità e di aver perso i valori fondanti, no? E in particolare parlava della ricerca dell'indipendenza e dell'autonomia. Allora, adesso sta per arrivare un'altra telefonata, però prima di sentire che cosa ha piacere di dirsi il nostro telespettatore, che risposta dà alla signora che ha chiamato prima? Io dico che questa squadra che appunto si appresta ad andare al governo ha raccolto l'istanza fatta da 2.400.000 veneti che si sono espressi attraverso il referendum per dire sì, noi vogliamo il referendum per l'autonomia. E noi siamo ben contenti e ben felici di essere al fianco del nostro governatore Luca Zaia, che ha appunto proposto questo referendum per difendere, per sostenere e veramente per portare a casa anche con le unghie, insomma, l'autonomia per il Veneto, che ci spetta da anni. Olimpiadi delle Dolomiti, sì. Se lei si trova, quando si troverà in Parlamento, sarà a favore o contro le Olimpiadi? Assolutamente a favore, cioè, se non prendiamo queste occasioni per promuovere sempre più, sempre meglio oltre lo sport anche quello che è il patrimonio delle nostre terre, delle nostre comunità. Come giudica Bolzano che invece se ne è tirata fuori? Non lo capisco sinceramente, non lo capisco perché vabbè, posso capire l'idea di sostenibilità, ma il principio di sostenibilità che è quello che appunto va affermando lo chiamiamo anche noi in causa, quindi anche noi faremo comunque le Olimpiadi stante al principio di sostenibilità. Io credo che questa sia un'occasione grande per noi, per il nostro territorio, per le nostre Dolomiti e spero che anche loro riescano a capire che magari potrà essere vantaggioso anche per loro. Pronto? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, come sta? Bene. Bene, bene. Cosa dice? Facciamo sto governo? Maria Vergine, dottor Paladino, Asepifinia. No, Asepifinia. Come che diceva prima il signor di fare un ballottaggio, ma se io rinnovo andare con questi o con quei o con Piero o con Toni, cosa facciamo? Dottor Paladino, cosa facciamo? Non lo so. L'onorevole Commelleri, non vedo tanto che esulta, che agaccia un nuovo posto. Se io magari che ha paura di non farli, non so, non vedo tanto convinta. Ma allora, forse adesso sentiamo rispondere lei. Vorrei ricordarle che sta signora comunque in campagna elettorale, infatti volevo fare anche la battuta prima, cioè è talmente poco convinta che si è presentata in alcune immagini con una pistola in mano, quindi io che non sia agguerrita, insomma, forse non è proprio la persona. Onorevole Commelleri, allora io forse la signora Giusy sta dicendo, la vedo, come dire, che non si sta esponendo tanto. Giusy, io penso che in questo momento serva molto la diplomazia e soprattutto col sistema di media che abbiamo più cose emergono e più danni si fanno. Posso dirlo io, sta cosa? Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Stiamo vivendo una fase assolutamente critica e questa fase critica deve essere gestita con la massima cura e anche con la massima attenzione, proprio perché magari non si dia l'idea di informare in malo modo, in maniera diversa, poi magari da quello che sarà anche le persone. Quindi io dico, abbiate fiducia, però cercate di avere anche la pazienza magari di aspettare qualche giorno, perché queste ore, questi giorni sono cruciali per la definizione di quello che sarà il domani. E quindi non è che noi non vogliamo adesso dire in anteprima, ma non lo sappiamo neanche noi effettivamente cosa sta succedendo. Io sono serena perché ho fiducia di chi mi rappresenta, al di là di quello che sono io, appunto, della squadra che ho e di cui faccio parte, e di conseguenza io sono sicura che comunque una definizione di buon senso arriverà, però dobbiamo avere ancora la pazienza di saper attendere, perché queste situazioni sono molto complesse, molto complicate, molto delicate, e quindi non è questione di non voler fare, è questione di capire come fare per farle al meglio.
Ecco. Senta onorevole, diciamo che la zona delle prealpi trevigiane tra Sernaglia e Miane, insomma, 2 sindache, 2 donne, 2 onorevoli, è ben presidiata. Salutiamo ovviamente il suo collega Sonia Fregolent. È presidiata soprattutto perché io andrò alla Camera, ovviamente siamo ufficiali ancora, noi siamo ufficiosi, non siamo ancora ufficiali, lo diventeremo appunto dal 23 di marzo. Io sarò alla Camera, appunto il sindaco Fregolent sarà senatore, quindi sarà al Senato, quindi io credo che questa sia sicuramente una grande opportunità per il territorio trevigiano, alto del pedemontano, ma insomma anche non soltanto per le nostre comunità, un po' a livello anche di provincia, anche perché siamo nel trevigiano ben rappresentati da tante altre persone, per cui siamo una bella squadra che parte dal trevigiano, e mi sento di dire che quindi la provincia di Treviso credo che sia molto ben rappresentata, perché penso che numeri così alti non si siano nemmeno mai esistiti. Sapete che a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Ma noi siamo pronti a lavorare, noi siamo sindaci, siamo abituati... Non ci si può nascondere dopo, quando si è al potere. No, noi siamo abituati a lavorare 24 ore al giorno, con il telefono sempre acceso di giorno e di notte, e quindi non ci spaventano le grandi responsabilità, perché le assumiamo anche nel piccolo, nella dimensione molto più limitata, tutti i giorni e a tutte le ore, quindi il fatto di lavorare, di prenderci delle responsabilità è una sfida che io mi sento di prendermi ben volentieri. Pronto? Buongiorno dottor Paladin. Buongiorno, chi parla? Antonio. Buongiorno Antonio. Mi lasci dire quello che penso. Vada. Allora, appena detto lei, non è che voi vi nascondete, appena detto lei. Certo. Io ai tempi di Miglio, quando si cominciava a fare le prime riunioni, si doveva andare a nascondersi. E io ho festeggiato i 25 anni della mia sezione settimana scorsa e l'ho fondata io. E sono convinto che se tutti seguono, non che hanno premura, che dicono non fare questo, non vuole. Mi scuso che non ho salutato la Comelleri. Salve. Perché la miro e so cosa vuol dire e ci conosciamo anche. Queste cose, quando noi dovevamo fare una riunione, non dar di qua, non dar di là, perché sono fascisti, sono comunisti, non voglio qua. Noi abbiamo portato... Certo, le cose sono cambiate molto in 25 anni. Che si chiama movimento, è Lega, ma è partito con movimento della Lega. Certo. Questo movimento l'abbiamo portato a Roma. Inutile che questa gente che parla che devono sbrigarsi, che devono fare, che non devono fare, che ragionino un attimo da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Allora Antonio, io le ringrazio, è chiaro il suo messaggio e la invito a seguire il resto della trasmissione. Ovviamente lei fa un discorso di partito che sono cose vostre, io vi ricordo che però insomma tutti coloro che sono eletti, quando arrivano al Parlamento, anche se appartengono a un partito, hanno la gestione del Paese e il Paese ha delle grandissime potenzialità. C'è una ripresa economica che, per quanto blanda rispetto al resto d'Europa, perché ricordiamolo, cioè, non è che stiamo andando a 600 all'ora, cioè, noi siamo al più 1,5%, in giro per l'Europa gli altri paesi sono più 3, più 4, quindi siamo comunque indietro e l'ultima roba di cui c'è bisogno in questo momento è la lentezza della politica, perché sarebbe deleteria ed è ovvio che chiamino in tanti, visto che c'è un rappresentante, uno dei 900, quanti siete? 13. 910, nell'esprimere quelle che sono le esigenze del Paese, perché poi questo, cioè, penso che anche lei come sindaco si renda conto che serve velocità, però contemporaneamente... insomma... La stiamo spiccando tutti, però appunto la velocità deve essere anche in linea con il fare le cose fatte bene, quindi io preferirei spendere qualche giorno in più ma avere la certezza di essere sicura dei passi che si fanno. Che non ci si vada a schiantare contro un muro dopo 3 chilometri. Di prendere delle decisioni che magari possono essere non quelle giuste. Comunque quindi... mi sembra di capire dalla trasmissione di oggi, insomma, che
cioè, mediamente i cittadini è questo quello che chiedono. Sì, ma hanno ragione perché è quello che comunque chiedono tutti e che, ripeto, auspichiamo anche noi che capiti in fretta. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Davide di Villorba. Buongiorno Davide, prego. Ecco, a me è venuta questa idea dalle elezioni fino adesso che ho in mente, volevo dirle, Prego. ma non è possibile fare che i 5 Stelle governino al sud, il centrodestra governa dove ha vinto e se vuole governare anche il PD governa sulle 2 regioni dove ha vinto, la Toscana e l'Alto Adige. Basta forse è tempo di fare 3 governi senza... Bisognerebbe cambiare la Costituzione, Davide, cioè, come minimo bisognerebbe chiamare... che noi non vogliamo. Certo, cioè, sarebbe tutto un altro paese sostanzialmente, Sì. come l'era. Sì, Grazie Davide, grazie. Per lo spunto. Sì, diciamo che insomma, le regole in questo senso che la Costituzione ci impone sono un po' diverse, quindi dobbiamo in questo momento attenerci sicuramente a quelle che ci sono. Questo scenario è curioso, quello che appunto abbiamo appena sentito. Si può essere d'accordo come anche no, ma ripeto, le regole in questo senso, in questo momento sono diverse e quindi noi stiamo cercando di fare tutti i passi che servono. Piccolissima pausa. Si considerava durante questa breve pausa con l'onorevole Comellere come in altri momenti, in altre elezioni, le priorità del cittadino erano altre, cioè si esprimevano delle necessità o delle volontà. La maggior parte delle telefonate che stanno arrivando è rivolta a una richiesta: fate un governo e governate. Cioè, penso che sia anche una maturazione del cittadino da questo punto di vista. Sì, è una maturazione del cittadino sicuramente, ma forse anche il cittadino ha bisogno di avere una stabilità, ha bisogno di avere qualcuno che gestisca i problemi, che magari sono nuovi rispetto a un tempo e quindi senza un governo ovviamente ci si sente persi e quindi è sicuramente normale, credo, che un cittadino ci chieda di fare le cose che tra l'altro le ha anche chieste mettendo una croce nella cartella elettorale, quindi di fatto loro hanno già espresso la loro volontà e vorrebbero vederla appunto concretizzarsi questa volontà. Sicuramente accanto a questo c'è anche il fatto che questo Paese probabilmente vive delle situazioni in cui vi è emergenza, insomma vi sono dei problemi ai quali presto e subito bisogna dare delle risposte. Forse il cittadino secondo me si sente anche appunto instabile per questo motivo, per cui vuole, ed è giusto comunque, arrivare a questo obiettivo e a questa cosa in fretta. Il risultato, le famose piantine che girano, no? Rispetto a quelli che sono i colori del paese, dove insomma, il giallo identifica il Movimento 5 Stelle e il blu identifica la coalizione di centrodestra, il rosso il PD, è tendenzialmente blu al nord e giallo al sud, e mai come in questa occasione, diciamo, si è vista proprio una netta distinzione, cioè, in questo caso di risultati, no? Tra le due parti del paese, e mai come in questo caso più di qualcuno ha detto sì, in effetti ci sono due Italie. Questo secondo lei quanto potenzialmente andrà a riflettersi sul nuovo governo di qualsiasi colore sarà? Questo chi può dirlo? Nel senso, questo è scritto nelle stelle, sicuramente è ancora così. Io dico semplicemente che questa situazione era un po', è stata definita, si è definita anche proprio per quelli che erano i programmi elettorali che sono stati
proposti in questa campagna elettorale. Campagna elettorale, gli obiettivi della Lega, quindi gli elementi in programma della Lega fanno riferimento comunque ad una situazione dove il lavoro è messo al centro, dove il ripartire dal lavoro e dall'occupazione e dal far sì che magari delle imprese vengano nel nostro territorio, facciano ripartire l'economia, creino occupazione, questo è stato il punto di partenza di quella che è stata la Lega sicuramente, ma poi condivisa anche dagli altri partiti della coalizione. Quindi noi siamo partiti da un obiettivo che facesse rilanciare e riproporre, perché appunto potesse dare uno slancio al lavoro. Cosa magari diversa al sud, e poi l'abbiamo visto anche con gli effetti di questa campagna elettorale, nei CAF si è visto bene, l'obiettivo era comunque quello anche di portare a casa un reddito di cittadinanza, e la gente subito ha creduto, perché sembra di no, ma in campagna elettorale la gente giudica e prende sul serio quello che gli viene detto. Quindi, allora adesso andiamo sulla telefonia. Io vi ricordo che voi avete detto anche che proponete una flat tax al 15% per gli imprenditori, per cui adesso c'è da capire se vi trovate a governare, che penso che per il governo valga quanto un reddito di cittadinanza per il Sud come entità economica. Però la differenza è il lavoro, perché con la flat tax tutti lavorano gli imprenditori, comunque hanno la possibilità di, facciamo un esempio, un imprenditore X decide, deve aprire uno stabilimento, deve aprire comunque un'azienda, produttiva, certo. Dove lo fa? Deve decidere dove farlo, ma chi glielo fa fare in Italia, stante la condizione che abbiamo in questo momento? Io lo giustifico se questa persona decide di aprire in Croazia, per esempio, dove abbiamo una pressione fiscale che è al 20, massimo 22% tassa unica. Io lo capisco. E sarebbe veramente un eroe se venisse ad aprire in Italia una situazione del genere con una tassazione che arriva talvolta anche al 66%. Quindi da qui noi dobbiamo ripartire. È vero che magari può essere che si prendano in considerazione prima di tutto gli imprenditori, ma questa è una banalità, perché noi partiamo da lì per far sì che queste persone creino lavoro nel nostro territorio alle stesse condizioni che offriva la Croazia, ma nel frattempo garantendo anche occupazione per tutte quelle persone che in questo momento invece occupazione non hanno perché sono disoccupate. Quindi io credo che poi il discorso di portare una tassazione che quindi ma c'è la copertura per fare queste cose? C'è la copertura, insomma non è che si inventino libri dei sogni o altro, insomma quando si va a fare una proposta seria per un paese, almeno io credo che in campagna elettorale non bisogna dire delle stupidaggini ma delle realtà, e quindi di fatto questa realtà è stata supportata da uno studio di persone molto competenti, di conseguenza è sostenibile, altrimenti non sarebbe stata proposta. Diciamo che in questo caso garantisce lei per gli studi? Garantisco io, sì. Allora, mancano 2 minuti alla fine, anzi uno. Telefonata 10 secondi, pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Belluno. Allora, guardi, ha 10 secondi per farci la domanda, la prego perché abbiamo... Sì, prego. Io sono una persona che ha votato la Lega, tanto per dire. Okay. Perché mi aspetto una risposta più che altro, sì, per problemi del lavoro, ok, però sul discorso dell'immigrazione, che è una roba da paura, insomma, secondo me. Ok, quindi il primo intervento lei se lo aspetta sulla gestione dell'immigrazione clandestina, corretto? Esatto, okay. Esatto. Grazie, saluto lei e tutta la provincia di Belluno. 40 secondi su che cosa vuole fare la Lega se va al governo in tema di immigrazione. Sicuramente la Lega vuole ridurre quelli che sono gli sbarchi, ma perché è giusto che sia così. Ha idea di come farlo? Insomma, se negli altri paesi questa cosa si fa e non crea così tante complicazioni, non vedo perché in Italia non si possa fare, e soprattutto non vedo perché in Italia chi compie dei reati che sono veramente ormai sotto l'occhio di tutti non vengano veramente rispediti a casa
in maniera seria e in maniera concreta, perché di fatto noi sempre sentiamo di persone che hanno comunque delle indicazioni per allontanarsi, ma di fatto non sono mai stati rimpatriati. Vorreste il Ministero degli Interni? Prego? Vorreste il Ministero degli Interni? Credo che questa sarebbe una grande cosa, perché da qui si potrebbe partire proprio per dare una soluzione e una risoluzione a questo grande problema, che non è facile da risolvere, ma non è non risolvibile. Quindi di fatto, secondo il mio modo di pensare e secondo quella che è la mia coscienza, io credo che questo possa essere fatto sulla base ovviamente di accordi internazionali, e quindi che anche costano, però secondo me se questa è l'emergenza bisogna prendere in considerazione e di conseguenza dare una risposta. Bene, onorevole Camallere, io a lei e ai suoi 900 rotti colleghi e nonché al Capo dello Stato auguro veramente un grosso in bocca al lupo, perché mo c'è da lavorare. Grazie, grazie a lei, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e anche ovviamente a chi ci ha chiamato. Ciao a tutti. Grazie a voi.